Cari amici, buon pomeriggio. Ci troviamo a Gemona del Friuli. Quest'anno un'iniziativa tutta particolare da parte degli architetti Stefano Poeri e Radura. Radura, come si legge in questo cartello, è un'idea di spazio pubblico per la decongestione, nel quale fermarsi, riposare, aspettare. Radura è un dispositivo urbano per diluire l'intensità dei flussi e dei movimenti. Radura è un'esperienza di atmosfera sonora in contrappunto con i ritmi urbani. Radura è delimitata da un cerchio di 350 colonne cilindriche in larice, un bosco artificiale da 10 metri di diametro che si trasforma in una grande cassa armonica a cielo aperto grazie alle musiche composte da Ferdinando Arnaud. Radura di notte si trasforma in un cerchio luminoso che si riconosce nella città e che diventa un punto approdo e di sosta per lo sguardo, con i suoi confini labili e semi-impermeabili. Radura si apre alle contaminazioni e alle connessioni, creando nello spazio un luogo che abbraccia la vita. E stiamo appunto entrando in questo luogo tutto particolare, allestito qui a Gemona del Friuli. Ecco l'entrata con questa musica stupenda. Ascoltiamo. Siamo usciti dal centro, facciamo vedere questi tronchi qui destinati a sedersi, guardiamo anche un po' in alto il castello di Gemona, le montagne, il Ciampon, il Glemine, il Quarnan. Ed ecco di nuovo la struttura lignea, un'iniziativa del tutto nuova, del tutto particolare. E ci giriamo verso l'infinito, in questa serata di tramonto. Siamo il 15 di dicembre, domani è la terza domenica di Avvento, e contempliamo da questo luogo, da questa piazza, dove è stata allestita quest'anno questa particolare struttura, contempliamo verso l'infinito. Ecco, chiudo qui il mio povero servizio. Spero che possiate anche voi gustare le meraviglie che ogni anno si vivono in questo tempo del Santo Natale. Da Gemona del Friuli un saluto caro a tutti voi. Grazie. Buona serata.